Tappeto rosso per Lorenzo che da Caparzo addirittura con 2 rosso di Montalcino, quindi già siamo qui a dire che cos'è il rosso di Montalcino oggi e tu addirittura ne porti 2. Come mai? Uno non ci basta, noi vogliamo due, ma diciamo per amore verso il concetto di cru che l'azienda Caparzo ha sempre avuto storicamente, pioniere fra le cantine di Montalcino nell'introduzione di un Brunello cru, singola vigna, la casa, ma oggi stiamo a parlare di rosso di Montalcino e da inizio anni 90 che al lato della nostra etichetta rossa, dove utilizziamo più vigneti, abbiamo affiancato la caduta, La caduta. che è la nostra vigna che si trova al lato ovest di Montalcino, dunque il versante del mare. Ma si chiama la caduta perché è particolarmente in discesa oppure Volendo anche, Anche? quello anche in onore alla denominazione, che è una denominazione a caduta rispetto al a... Brunello di Montalcino. Ecco, la differenza quindi di carattere, qui abbiamo un vino più rilassato, tranquillo, beverino, molto sul fiore quasi, e invece la Sì, caduta? sì, sì, sì. La caduta, diciamo, un vino che ha una sua mineralità, che risente appunto dell'influenza del versante in cui si trova, ha anche un suo tannino che è ben integrato e che si presta, direi, più anche a un affinamento Beh, nel tempo. effettivamente questo Sì. sono pari annata 2022 e e 2000. con l'etichetta rossa siamo alla E qui 2024. secondo me si può anche fare in parallelo con un Brunello, questo è un vino rosso che ha la sua bella evoluzione. E a tavola stasera qui a scusami, Tavola- qui a Verona dove lo mettiamo? Qui a Verona io ho provato diverse specialità stasera, sicuramente gli antipasti, vari antipasti Salumi, che abbiamo ecco. provato sono un abbinamento che si presta molto al rosso di Montalcino, ma Ok. anche il risotto all'amarone, perché no, Qui sulla caduta. con la caduta. Cadiamo volentieri sul risotto. Grazie, viva il rosso. Grazie a voi.